Fatemi sapere un attimo solo, un attimo solo. Vediamo. Meglio? Ah! Ah, ho indovinato! Ho indovinato. Ah, mamma mia, meno male, mamma mia, mamma mia. Non ce la facevo più, non ce la facevo più perché effettivamente, come tu molti stavate dicendo, la tecnologia non mi aiuta, sono contro di me. Tutto a posto. Ok, allora, oggi capiremo anche il perché, insomma, il bot, il famoso bot, Nightbot, per esempio, se io scrivo punto esclamativo like, il bot dovrebbe reagire e chiedervi lasciate il like. Ah, vedi che funziona, lasciate il like amici bellini. Quindi questa è una roba che i moderatori potrebbero fare. Io devo dare ai moderatori una lista di comandi e credo anche che si può fare punto esclamativo commands e dovrebbe uscire una lista dei comandi che si possono utilizzare. Sto cercando di capire, ragazzi, eh. Voi siete... Vedi la lista di comandi perché sono disponibili, tutto a posto. Ok, grazie per la pazienza e parliamo del Napoli perché queste sono cose nostre. Marat, anche tu credo che entrerai a far parte dei moderatori perché stai sempre appresso e ci puoi dare una grossa mano. Vedi? Lasciate like amici bellini e devo stare attenti ai comandi, hai ragione, perché nella live precedente il bot è uscito pazzo e ha bannato gente semplicemente perché usava le emoticon, semplicemente perché le maiuscole, insomma, ho tolto questi comandi e dovremmo andare tutto a posto. Allora, buonasera a tutti voi, siamo in 40, molto bene, fate salire i like a questo punto. Grande Demme, ma Demme, mamma mia, non si può guardare. Allora, Giuseppe, calma con Demme, perché io con Demme devo ammettere che sono. Il mio giudizio è un pochino condizionato dal fatto che lo amo. Lo amo per il semplice fatto che ha lasciato una squadra in Bundesliga prima in classifica per venire a Napoli perché Napoli è la città del suo cuore, è la squadra di Maradona. Domani, oggi è mezzanotte per voi, già il compleanno di Maradona. Insomma, per me Demme un po' se la cava sempre, anche a livello di voti. Per oggi io gli do un 5,5 e vi spiego. Per me il voto di Demme è perché ha perso un pochino la posizione molto spesso, un po' come se fosse spaesato dal fatto di essere a due con Bakayoko invece che centralissimo. Ha fatto quasi a tratti la mezzala, visto che anche Lobotka aveva un po' di problemi di posizione e quindi l'abbiamo visto un po' fuori posizione spesso e ci ha creato un po' di problemi. Fabrizio Zambrotta, vado controcorrente. Ragazzi, tra l'altro Fabrizio ha anche lui un canale YouTube dove parla del Napoli, quindi se ne volete di più, Fabrizio è un altro che ne sa e ne conosce. Demme, Petagna, Usai, giocatori essenziali. Ah, no, allora, Demme in questa partita per me leggermente sotto la media. Petagna ha fatto a sportellate e comunque è stato utile e Usai ha giocato benissimo. Ha giocato benissimo, ha fatto solo quella cacata nel primo tempo, il colpo di testa verso il centro, dopodiché ha garantito la sua prestazione. Marco Bianco, per me oggi il problema è stato Lobotka, ci ha fatto rimanere troppo bassi perché non è abituato al ruolo. Marco, è così. Mm. A 613 ne dobbiamo parlare di questo fatto degli hashtag, mi devi contattare su Instagram e dobbiamo parlarne. Se non hai Instagram, mandami un'email. Dobbiamo assolutamente risolvere. Lobotka, allora, la questione Lobotka è giusto, nel senso che l'ho visto in fase, visto che abbiamo lasciato la palla volontariamente alla Real Sociedad, Lobotka si trovava seconda punta vicino a Petagna e doveva fare il ruolo insieme, come fanno Mertens e Osimhen, no? Così, schermare la prima linea di passaggio e evitare che loro avessero un giro palla fluido. Ci sono anche riusciti, ma Lobotka l'ho visto un pochino in difficoltà. Insomma, spesso si abbassava troppo, distinto probabilmente si abbassava troppo e quindi abbiamo lasciato molta libertà ai difensori di passarsela tra di loro. In realtà non è che abbiamo sofferto più di tanto, siamo noi che probabilmente soffriamo perché abbiamo paura di perdere. Questa partita era importante per la classifica del girone, ne parliamo.
Buonanotte, mi recupero Light Time. Buonanotte Francesco, Angela troppo sulle gambe, Lobotka, Eddie Madia, KK mostruoso stasera, è vero, è tornato ai suoi livelli esageratissimi, anche Maximovic per me, molto molto bene. Osimhen va bene, ma deve imparare a non farsi ammonire, sì, quello è un altro... quella è un'altra delle cose negative di stasera. Lo abbiamo capito che Osimhen è così, è un po' troppo irruente, un po' troppo caldo, no? Nella partita, protesta spesso con l'arbitro, se la prende un po' con tutti, fa sportellate ed è giusto, però deve calmarsi e questa è l'ingenuità che ci sottolinea anche Giuseppe Pisano, il cugino. Un bacio, voglio. K2 è il migliore il campo, sì, e per me se la divide con Maximovic, E può essere che si sente più sicuro con Maximovic, Levitan, non hai tutti i torti. Charles Bukowski, che occhiaie? No, penso sia una questione di luci, ma non lo so, no, sono le solite mie. Non è che dormo tanto comunque, io vado a dormire tardi e mi sveglio presto, quindi... Sì. Gattuso ha sbagliato qualcosa? Ragazzi, io non credo. Alla fine, questa era una partita che se non la sbloccava Petagna si doveva sbloccare nel secondo tempo. Secondo me questa era la decisione di Gattuso. Poi non ho sentito il post gara, non ho sentito l'intervista dopo partita. Se qualcuno l'ha sentita fatemelo sapere. Anche sulle condizioni di Insigne, che purtroppo credo abbia avuto lo stesso infortunio e quindi Dobbiamo farlo riposare più a lungo. È stato un recupero lampo e ci ha fruttato 3 punti perché si può dire che Insigne comunque la partita contro il Benevento si è preso la squadra in mano ed è stato fondamentale. Gol a parte. Però facciamolo riposare. È tornato Elmas, è tornato Zielinski, abbiamo Lozano, Politano è in gran forma. Mertens l'abbiamo fatto anche un po' riposare. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Quindi questo è il momento in cui far riposare Insigne e recuperarlo con tutta calma perché sennò, come vedete, stiramento, non lo so di cosa si tratta. Metta like chi crede che K2 è stato il migliore in campo. La castagna di Politano, mamma mia, si è sentito proprio la botta, esatto. E quando tiri così bene, poi anche la deviazione, la palla cade subito. E cade forte, quindi imprendibile. Massimiliano Zuccaro, io non mi ricordo mai l'accento. Quelli facevano giro palla lentissimi, ma noi siamo rimasti sempre dietro. La vittoria ce la prendiamo e non è mica. Ma non è mica meritata. Ma di Lorenzo alla destra ne vogliamo parlare come scelta ultra difensiva. Massimiliano, io credo che più che scelta ultra difensiva era l'ultima scelta da fare. Secondo me Politano stava bene e poteva continuare, però secondo me Gattuso l'ha letta così, nel senso che questa era la partita dove noi ci sono mancati un po' di elementi fondamentali, no? Con Insigne, poi ti manca Mertens, e quindi quando rimetti Mertens potevi pensare di lasciare tutta l'artiglieria pesante, però capisco anche, io per esempio pensavo che quella sostituzione fosse una di quelle sostituzioni brevi, sai, per un momento va là, poi dopo magari esce Mario Rui per un Gulam che va più avanti e sposti Yusai a sinistra. Questo credo che maybe era l'idea di Gattuso, poi dopo l'espulsione di Osimhen ha cambiato un pochino i piani, secondo me, Siamo in tanti stasera, 88 ragazzi, lasciate più like a questo punto. Lasciate più like. Lozano sì, Ciro, alla fine si è impegnato molto, per me può fare ancora di più, ancora piuttosto, però quando all'ultimo a tutto va in scivolata e recuperi anche il fallo laterale, là è la mentalità. Voi non lo so se avete già visto la mia reazione, l'ho postata veramente pochi minuti fa, a fine live andatevela a vedere, oppure andate un attimo e poi tornate, per me va bene. Però sì, Lozano meglio difensivo oggi che in proposizione. Abbiamo proposto poco, si può dire. Si può dire. Io grosse parate del portiere non me ne ricordo, Baby Fox, appena vista, Milik servirebbe come il pane. Mamma mia, Scream l'assassino. No, no.
Ragazzi, Scream l'assassino, io poi non credo. Vi ricordate che all'epoca disse la Juventus poi pareggi? Io non credo sia juventino, Scream, tu ce lo devi confermare perché non si capisce. Io credo che tu sia tifoso del Napoli. Facci sapere. Lozano non l'ho mai visto recuperare così, gran lavoro di Gattuso, esatto. Osimhen mi ha fatto bestemmiare stasera, Lozano grande sacrificio. Fabian doveva entrare prima, forse sì, ci può stare l'idea di Fabian, anche se ragazzi, veramente non c'era controllo del Napoli quest'oggi, eh. Oggi era la partita della Coppa Italia. Non con il 4-3-3, ma con il 4-2-3-1, ma abbiamo fatto la partita che ci ha portato a vincere la Coppa Italia. Più guardinghi, più bassi, e alla fine non li abbiamo fatti fare il gioco loro, ragazzi. Questi comunque venivano da... Quanti gol hanno fatto in Liga? Mi pare 11 gol. Levitan Artemus Blow, che tu già sei grande e come si dice, abbonato e tutto, e il supporto non viene mai a mancare. Grazie mille, fammiti apparire qua in video, grazie mille amico mio, amico bellino. Dove sei là? In vacanza da qualche parte? Grazie assai. Non voglio togliere le zinne, ti metto qua, ti metto qua. Grazie mille per il supporto. Primo caffè volentieri, e io me lo prendo perché ragazzi, voi siete in notturna e quindi sono anche sorpreso, mi fa piacere. Se state tutti quanti su YouTube, io le faccio le live post partita, perché no? Mi fa piacere parlarne insieme. Contro il Sassuolo sarà un grande test, secondo me lì vedremo il vero Napoli. Allora ragazzi, datemi una conferma che non vado a scatti, no? È tutto a posto? E volevo essere sicuro perché una cosa che ho provato è non ho messo la chat lenta e quindi voglio capire se la chat lenta era una delle cose che rallentava un po' tutto. Io devo... less is more, si dice in inglese. Meno è più. Ok, e quindi... Ah, Scream l'assassino dice sono napoletano, interista, juventino, madrilista e Barcellona. Hai fatto un'insalata di squadre. Chi vince vince, stai bene tu. Va bene. Ti piace il calcio forse in generale? Pure va bene. Noi siamo troppo ultra. Forse. Vado fluido, benissimo. Se tu fai le live noi ci siamo anche di notte. Grazie Peppino. Petagna buona partita, alcune volte sbaglia gli stop, però dà proprio fastidio alle difese. Lionar l'ho notato, qualche stop sbagliato, però erano pure palle di merda, si deve dire la verità, palle sparacchiate, che lui si prende i calci, deve bloccare, si deve girare, è un lavoraccio. È vero che qualcuno l'ha sbagliato, come l'ha sbagliato anche Osimhen, però entrambi ne hanno fatti alcuni anche difficili, quindi... Mark Basile, waiu! Mark Basile, sento la tua voce. Dici buonasera a tutti, io sento la tua voce. Una roba che voi non potete avere idea. Fondamentali Sassuolo e Bologna per affrontare il Milan al meglio. Ragazzi, facciamo anche una carrellata perché il Milan ha vinto. E ha vinto bene, ha vinto 3-0. Leao, che tra l'altro Leao è un po' alla Osimhen. Osimhen potrebbe anche svilupparsi oltre che da punta anche un pochino sulla fascia. Io ci sto ragionando su questa cosa qua. Non credo che abbia la tecnica sopraffina per essere rifinitore, però quando si allarga, visto che lui svaria su tutto il fronte d'attacco, anche sulla fascia potrebbe risultarci decisivo. Io più che Milik, di cui qualcuno parlava, io ogni tanto integrerei Llorente. Chiovo è buono, se dobbiamo prendere mazzate teniamo pure Llorente. Il Leicester ha vinto, il Braga ha vinto, non ci interessa. Quelli che hanno perso sono stati il Tottenham. Il Tottenham ha perso con il Royal Antwerp FC. Ma che squadra è? Mo tutti quanti mi direte all goal. Oh ragazzi, fermi tutti. Io mi dimentico sempre di fare questo shout out, ma stavolta sta in chat. Seguite tutti quanti All Goal Napoli TV, che prima di tutto carinissimo, che ogni tanto nei suoi video mette la pubblicità del Caffè Napoli, quindi grazie sempre. E poi lui mi aiuta proprio a tenermi aggiornato, perché anche trasmissioni, roba di radio che io mi perdo dal vivo, me la recupero, veramente grazie mille, vi consiglio a tutti di seguirlo. Marat
Vorrei capire una cosa, ho esaltato Di Lorenzo, ma non capisco se vediamo i limiti ora che gli altri stanno ricominciando. Ah, ok, ok, ok. Ho capito perché tu dici il Di Lorenzo che ci piacque tanto l'anno scorso, soprattutto quando gli altri giocavano maluccio, adesso ti sembra meno efficace qualche limite. Ragazzi, Di Lorenzo è uno fisico, non ha una tecnica straordinaria, è uno che deve fare chilometri e chilometri. E la tecnica dei nostri terzini, la tecnica pura ce l'ha Mario Rui. Lui però ti garantisce un bel po' più di fisicità, corsa e spinge, ed è anche uno che il cross non lo disdegna. Quindi non è non è quel terzino, non è Hakimi per fare un esempio moderno, però è sicuramente, probabilmente il più forte che abbiamo, insisto su questo. Gabriel Grimaldi, benvenuti tutti ragazzi, siamo più di 100, wow, fate salire i like a questo punto. A me Di Lorenzo mi sta piacendo anche quest'anno, oggi un po' meno ma giocava esterno, esatto, anche questo c'è da dire, polivalente, Di Lorenzo l'abbiamo visto, terzino destro, terzino sinistro, centrale, difensore centrale che ha fatto, e nella sua carriera, quando era giovane, ho letto che ha fatto anche l'ala, ha fatto anche l'attaccante, quindi è una di quelle soluzioni che può ricoprire più ruoli in caso di emergenza. In questo caso Gattuso voleva rimanere più guardingo, ragazzi, ci siamo pigliati 3 punti, possiamo accettare una partita un po' più di difesa se porta il risultato, perché quando sei in Cudine, stat. Mi sono dimenticato di dire prima il martello, però quando sei martello, martelli, e alle volte anche martellando tu non riesci a sfondare la difesa perché? Perché quando se ti si difendono bene è difficile, e oggi noi l'abbiamo dimostrato. La Real Sociedad si è passato questo pallone cercando di scardinare, cercando di farci slittare male, di farci perdere le marcature. Silva con qualche 1-2 è stato pericoloso, quell'altro. Però alla fin fine una volta sono arrivati al tiro puliti, forse due. Che so queste cose? Aiuto, aiuto, Gabriel, che cos'è i 20.000 BRL? Non so nemmeno 20 BRL che cosa sono, ma li apprezzo. Fammi sapere che currency è. 20, vabbè, non sono 20, mi sono 20, ma non so che tipo di moneta è. Penso di aver fatto lo screenshot, ma non lo vedo. Fammi chiudere questo qua del bot perché... Ah, eccolo qua, è perché è proprio un altro colore. Fammi sapere. Di che biliardini, che sono? Dice una nuova valuta. Ah, sono i brasileri. Ok, ok, quindi sono i 20 brasiliani. Ah, che bello. Grazie amico mio, grazie mille. Ti metto a fianco a Levitan. Grazie tanto per il supporto, ragazzi, voi siete straordinari. E quindi vogliamo fare... Ah, abbiamo un bel Fiuma Xanax di cui probabilmente non sentiremo più parlare perché il mio moderatore ne terrà conto. Benissimo, è questo che vogliamo leggere. Fiuma TVB. TVB, caro amico mio, ti voglio un sacco di bene perché tu hai dei problemi mentali e io quindi ti voglio bene. Vogliamo fare queste pagelle, ragazzi? Allora, io dico la mia e voi mi fate una raffica di commenti. Ospina si prende 7. Perché? Perché è evidente, a me mi dispiace perché Meret è il futuro. Ok, ma io credo che sia evidente che la difesa si sente più tranquilla. Ci farà sempre bestemmiare, perché? Perché con Ospina è più facile subire il fazzoletto di subire, almeno utilizzare il fazzoletto di Sfacima come uscita da dietro, però Ospina fa la parata decisiva, un tiro in porta veramente decisivo, e nelle uscite è sempre molto coraggioso, non è una cima incredibile, però la partita l'ha portata a casa. 7, vedi Ospina 8, ci sta anche 8, io sono d'accordo, perché queste sono le partite che poi dopo ti ricordi, tu cosa ti ricorderai alla fine tra 4 o 5 mesi, ti ricorderai 0-1 e nessuno si ricorderà quella parata, noi ce la dobbiamo ricordare, Dopodiché 7,5 pure va bene.
Passiamo a Di Lorenzo. No, vabbè, prima Isai. Prima Isai, un 6,5 si può dare? 6 più, 6,5? Non è fulmine di guerra, ma ci aspettiamo da Isai che faccia i passaggi illuminati di David Silva? No, ci aspettiamo senso di posizione, qualche appoggio. Ti puoi aspettare un pochino più di proposizione? Non credo. Gabriel, e che stai facendo? Insisti. Quanto sei bella, e allora devo fare un altro screenshot. A me fa piacere fare gli screenshot. Poi voi, in teoria, se io non ho fatto un casino con con i settaggi audio, voi dovreste anche essere in grado di sentire quando io faccio click. Ma questo non lo so perché ho tolto l'audio dal mio computer, altrimenti vado nelle chiavette a livello, a livello tecnico. Quindi, oltretutto, tu dicevi, grazie Vale, questo è per i 3.000 che abbiamo raggiunto, ai 5.000 ci sarà una nuova donazione. No, ma ai 5.000 faccio io la donazione a voi. Faccio io la donazione a voi con la giveaway e spero di farvi piacere. Vedi, questa è una nuova maglietta che non ho messo sullo store perché questa solo io. Chissà metta, maglietta azzurra con una cravatta verde che voi non sapete ma è verde. È una roba di cacca, ma giusto per divertirmi così. E comunque, stavamo ai Disai, possiamo accettare il 6,5, 6 va bene, insomma, non mette un cross, ma non li deve mettere, non è proprio suo. Sono magliette, sì, sono magliette trasparenti magiche, capito? Sono le magliette di Caccamo e sono straordinarie. Dopodiché, ragazzi, prima di passare a Koulibaly, io vorrei dare un 8 a Maximovic. Maximovic mi è piaciuto dal primo intervento fino all'ultimo, attentissimo, di testa, di piede, non ha dovuto impostare molto, ma come qualcuno anche ci faceva notare, probabilmente lascia anche più tranquillo Koulibaly da quella parte perché mantiene più la posizione, perché non fa la sbavatura. Insomma, io gli do 8 a Maximovic. Lo so, potrebbe essere esagerato 7,5, 8, ma comunque assai quando tu oltretutto una squadra, il Napoli, che ha deciso di difendere per 90 minuti e passa, vuol dire che devi stare concentrato e non è facile, col passare dei minuti è complicato. E se a Maximovic gli diamo 8, a Koulibaly, per la partita che ha fatto di strapotere, di recupero, anche di proposizione, a un certo punto ha chiamato proprio la carica, pure quando il Napoli aveva difficoltà a scendere palla al piede, lo ha fatto e ha proposto 9. No, ma perché 10 si dà se segna, ma 9 si dà. 9 si dà, perché li ha irretiti. E questo è il Koulibaly, è quello là che conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere, è quello là che si prende Mbappé e se lo mette in tasca. Non c'erano questi nomi oggi, ma comunque giocatori da tenere d'occhio, giocatori Isaac, poi dopo è entrato quell'altro, insomma il brasiliano, William José, e poi comunque le mezze ali che entravano, insomma 9 ci può stare. 9 più perché comunica con Ospina, sì, quello anche, quello anche. Ah, tra l'altro, vale il giro palla, se Lentuccio Maximovic ci va a nozze, vedete la tattica, vedete chi guarda la partita oltre, non si guarda solo la partita. Io per tutta la partita, voglio, quelli si passavano il pallone e io guardavo Lobotka e Petagna. Io non guardavo il pallone, io guardavo solo Lobotka e Petagna. E aspettavo, dicevo, se Petagna va troppo è meglio, li mette in difficoltà, perché c'era il difensore loro, quello là esordiente, su cui avrei voluto più pressing. Allora ecco che lì magari mi aspettavo un pochino più di pressing, però può essere anche che aspettare un pochino è stato meglio perché a loro non gli abbiamo dato lo sbocco. Quante partite noi non siamo riusciti a sbloccare perché gli avversari facevano questo movimento a dondolo che alla fine ti blocca la linea di passaggio e non hai rifornimenti? Bellissimo, bellissimo. Occhio tattico, attenzione, Emi Scouting. Ragazzi, voi non sapete l'onore in questo momento. Con Emi Scouting abbiamo fatto una live su quell'altra piattaforma di cui non di cui non parlo e che io ho postato integrale sul podcast di Caffè Napoli 1926, perché
è una roba lunga, ma ci siamo divertiti molto a parlare di tattica. Amy Scouting è un osservatore calcistico per una squadra di Serie A che lui non dice, quindi non chiedeteglielo. Osservatore, scouting, ovviamente, match analyst, quindi sul suo canale oltretutto va nello specifico e io me lo porterò, Amy, io ti chiamo Antonio, ma lui si chiama Amy e ce lo porteremo per alzare ancora di più il livello. 125 spettatori simultanei meritano il livello alto quando si parla di tattica e ce lo porteremo da questa cosa. Attenzione, Ciro ci ricorda un'altra cosa molto importante: da quando è uscito Insigne i primi minuti il Napoli ha faticato di più. Molto vero, molto giusto. Il Napoli è entrato in apnea, in reale apnea per 10 minuti, non si è capito nulla, ragazzi. Veramente il giro palla era lento e vabbè, quindi non ci ha creato grandi cose, ma noi non riuscivamo a prendere a riprenderci il pallone e quando lo prendevamo, pum, lancio lungo. Perché? Perché Insigne, oltre ad aiutarti, e c'è stato un taglio che ha fatto dall'area loro fino alla nostra a riprendersi il pallone, ti dà la soluzione. Perché tu, anche quando la spari male, Insigne pulisce il pallone, si gira, aspetta e la dà in piedi. Può dialogare con Mario Rui, può dialogare con Demel e Lobotka o Bakayoko. Mannaggia. Dov'è il podcast? Voglio vedere la live. Deku, allora, il podcast di Amy Scouting si chiama Melina Podcast e lo puoi trovare su qualche altra piattaforma. Cercalo su Google, non mi far dire il nome della piattaforma, altrimenti mi bannano. Mentre il podcast di Caffè Napoli 1926 lo trovi scrivendo Caffè Napoli 1926 podcast o anche dove sta? Qua. Valerio Fluido Podcast, si trova su Spotify, su Apple Music, Apple Podcast, tutte queste cose qua, su una serie di canali e cose varie, perché quando mi devo dilungare o è live o è podcast, e quindi quando è live io adesso dovrei recuperare l'audio di questa live e postarlo sul podcast. Mi avete dato un'idea? Sta diventando un lavoro a tempo pieno e però mi piace, mi diverto moltissimo. Giuseppe Arena, buonasera amici bellini. Lui che utilizza da abbonato bellino, si vede che è Yusai, no? Anche se è piccolo, si vede che è Yusai che fa così. Meritava. Simone Varare, riscriviglielo, fammi leggere, mi sono perso. Che cosa mi sono perso, Simone? Perché io poco quando attacco a parlare mi perdo le cose. Lenormand meritava il doppio giallo. Il doppio giallo su Demme quando c'era la punizione, doppio giallo di Osimhen ingiusto, ed è giusto. Il primo giallo si poteva evitare in Europa quando mandi a capire se l'arbitro non ti perdona. È vero, Simone, il doppio giallo di loro non mi ricordo quale. Ah, sì, adesso me la sono ricordata. Su Demme quando si è fermato e ha detto che fai, non lo ammonisci? Me lo ricordo e ci stava. Non mi ricordavo che era già stato ammonito. Allora, io credo che la comitata non fosse volontaria. Poi la voglio rivedere a caldo. Lui salta proprio per andare di testa. Questo è un movimento congruo. Non ho visto cattiverie, ne abbiamo viste di cose cattive alla Ibra, no? Bam! Che vai proprio dritto sulla faccia e alle volte non succede niente. Purtroppo il ragazzo è giovane, è acerbo, deve confrontarsi con questi, insomma, con questi palcoscenici dove gli arbitri sono anche un pochino anche più permalosi magari, possono essere, ma farà una bella gavetta in Italia con gli arbitri sicuramente. Al Napoli non gli perdoneranno niente. 2 gialli per proteste, Giuseppe, quindi anche la seconda è stata per protesta, non proprio per la comitata, perché in effetti a me non mi è sembrato che l'arbitro abbia subito tirato fuori il cartellino. C'è stato il fischio ritardato anche, perché quello si rigirava a terra, aveva perso tutto il naso, eccetera, eccetera. Una simulazione. L'hai preso il colpo? Ok. La simulazione mi sembra eccessiva, ma ci sta, perché nel calcio di oggi se non fai così gli arbitri non ti guardano. Lo capisco. E quindi Osimhen deve smetterla di lamentarsi, rischia il giallo ad ogni partita. È vero, Sass, è vero. E quindi alla Mazzoleni, esatto, e allora è guaglione, e così, e deve imparare. Buonanotte Ciro, grazie di essere passato. Valerio, possiamo lottare per la vittoria in Coppa UEFA? Pablox, è difficile, come vedi,
anche negli altri gironi, no? Il Tottenham ha perso oggi con una squadra di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. L'Europa è complicata, abbiamo avuto un esempio anche ieri, no? Col Barcellona. Insomma, l'Europa non è facile. Il Napoli se la può giocare. Abbiamo sbagliato una partita. La Z oggi ha vinto 4-0? O sbaglio? È finita 4-0? AZ Alkmaar Rijeka? Confermando che il Rijeka dovrebbe essere la squadra materasso del nostro girone, ok? 4-1. Benissimo. Hanno fatto un gol all'ultimo a tutto. Perché io voglio vedere il Rijeka adesso. La Z lo conosciamo. E adesso devo capire il Rijeka. Mi devo studiare il Rijeka. Kulenovic ha segnato per il Rijeka. Kulenovic. Ecco Pablo, la Roma è impattata contro il CSK Sofia. E il Milan sta andando bene, tutto a posto. Però non è detto, non è detto, è difficile. Noi abbiamo sbagliato la prima, però nella seconda ci siamo tolti i paccheri da faccia. E quindi adesso siamo 3 punti noi, 3 punti il Real Sociedad, 3 punti la ZH, 6 punti la ZH, ma che dico? È giusto? Non mi fate dire stupidaggini perché poi perdo la bussola. Table. AZ Alkmaar 6, Napoli 3, Sociedad 3 e Rijeka 0. Quindi adesso noi dobbiamo fare la corsa sulla AZ Alkmaar, prendere 3 punti contro il Rijeka e sperare che... non so, voi cosa sperereste? Voi sperate che il Real Sociedad vinca con la AZ Alkmaar così poi andiamo tutti e 3 a 6? Oppure che lasciamo il Real Sociedad a 4, quindi che pareggino AZ Alkmaar a 7? Poi dopo c'è il secondo scontro diretto, no? Il ritorno. E quindi te la giochi così e ti tieni il Real Sociedad più sotto? Come la vedete? Non è facile. Un bel pareggio, meglio che vinca il Real. Vedi, è una cosa che divide. 6-6-6 sembra un déjà vu, è il diavolo. Ospina e sicurezza, Meret e il futuro, sono d'accordissimo. Io spero che Meret stia facendo tesoro degli allenamenti. Oltretutto, mo sto divagando ragazzi, dopo ripigliamo le pagelle. Oltretutto, ho rivisto, mentre cercavo la partita, il finale della partita col Benevento, dove mi facevano notare che nessuno ha abbracciato Meret. Meret ha tolto il pallone dal set, una parata incredibile al 97esimo contro il Benevento, salvando il risultato. Dici tu, nessuno l'ha abbracciato, com'è possibile? C'era talmente tanta tensione. Il più vicino a Meret era Di Lorenzo e subito ha impattato, l'ha abbracciato i due Guayunus e Severa che si vanno bene a prescindere. Gli altri, appena parato, si sono subito girati verso il centrocampo, come a dire, è finita! Capisco che non... Il primo istinto dovrebbe essere andare ad abbracciare il portiere, no? E quindi in testa a noi si crea il caso, che però forse non lo è, perché sinceramente chi ha giocato a pallone sa che quando la tensione è alta tu vuoi il fischio dell'arbitro. Non ha importanza che cosa sta succedendo, se andava sul palo, se usciva fuori, se qualcuno cadeva e si piava un fallo. Avrebbero avuto la stessa reazione rabbiosa, vuol dire è finita, abbiamo preso i 3 punti, donazione, Losco con un simpaticissimo Mario Bros come logo, cool, very cool, caro amico mio, grazie mille e grazie anche 613 per avermelo fatto notare perché mi perdo nei miei discorsi, very cool, you're cool. They're cool. Valerio Fluido, lo sapete come mi chiamo, non c'è bisogno che insisto. Va bene così. Dopo la parata hai sentito? Bravo patron. L'ha detto? Chi l'ha detto? Gattuso? Patron. David Silva, 34 anni, tanta roba ancora. Assolutamente, una classe. Una classe incredibile, veramente. Ragazzi, David Silva lo prendiamo noi a gennaio, tanta roba per il 4-2-3-1. Sì, ma non credo, amore mio, perché ha appena firmato, è stata una scelta proprio di vita, no? Tornare in Spagna, roba di famiglia, perché lui era praticamente promesso alla Lazio e poi se n'è andato, quindi.
Si sa qualcosa su Insigne? Guarda, faccio un volo, una ricerca, infortunio Insigne, vediamo se mi esce qualcosa. Flash, ho parlato con Insigne e mi dice che il suo infortunio... Fatemi vedere. 49 minuti fa, e questa mi sembra la notizia più pregna. Mi dice che e poi c'è il link. Madonna mia, siete proprio disonesti quando mettete questi link e controlink. Mi dice di essere... Ok, ho parlato con il... Dice di essersi fermato in tempo. Ok, quindi questa può essere una buona notizia. Dovrebbe aver evitato il peggio. Sicuramente è una fitta diversa rispetto a quella che ha sentito un mese fa. Questa è buona questa cosa, eh? Gattuso poi commenta anche la rinascita di Lozano. Ciachi aveva un problema. Il Napoli non è pazzo a spendere 40 milioni per un giocatore. Il problema è che aveva poca forza nelle gambe. Cadeva per terra quando tirava. Questa è la seconda volta che lo dice, eh? Bisogna riempirlo, allenarlo in un certo modo, deve fare fatica perché ha motore, deve essere sempre pronto, il merito è suo. Queste le parole di Gattuso su Insigne e su Lozano. Domanda: qualcuno ha capito cosa ha fatto Fabian Ruiz? Ho visto che è uscito di corsa dal campo, ha fatto il moccioso. Non l'ho notata sta cosa, amico. Forse ci è venuto un po' di cagarelle. Non lo so. Lud Barton con 2 euro a Piazza Bellini ti prendi 2 spritz. Qua non ti pigli nemmeno il bicchiere di carta con 2 euro, ma io ti ringrazio perché noi li facciamo fruttare. Noi questo supporto, noi... Ragazzi, fate un applauso a Lud Barton, per favore. Che secondo me, come si dice, se la risoluzione fosse migliore, sarebbe anche meglio metterla qua e far parlare lei a posto mio. Ma comunque, qua a New York, ti ripeto, è difficile, ma noi li facciamo fruttare perché invece di andare fuori, che mi sembra inutile anche in questo periodo, compriamo l'Aperol nel liquor store, poi compriamo il prosecco e lo facciamo a casa. Applausi a Lud Barton, applausi. Si stava afferrando con uno del Real. Ah, roba di spagnoli, quindi. Roba di spagnoli. Chissà se era nervoso, chissà se si aspettava. Questa è un'altra cosa particolare, eh? Parla in conferenza stampa, ma Gattuso aveva già deciso. Ecco perché lui dice, se Gattuso mi vuole mettere trequartisti, diteglielo a lui. Probabilmente lui lo sapeva già. Ma Gattuso tiene sempre un pochino sulle spine la squadra, eh? Sempre non sanno mai chi gioca. Per me l'esperimento Lobotka trequartista è fallito. Lo dico chiaramente. Per me, io non lo ripeterei. Marco Tarantino, ragazzi. E allora adoro questa cosa qua. Adoro, è bellissima. Grazie mille. Lo conosci lo zoccolo duro? Sì, Pablox, ci abbiamo fatto una live con lo zoccolo duro. Becco Marco nello screenshot e lo posto. Lo zoccolo duro è un milanista molto bravo, che fa anche lui, credo, le live subito dopo post partita sempre. Quindi sto cominciando a conoscere e a farmi conoscere dagli youtuber bravi, quelli là che lo fanno da un sacco di tempo, che lo fanno per professione, insomma, veramente lo fanno bene. E uno di questi è anche Asso di Roma, un personaggio veramente incredibile. E da lui ho visto per esempio il Nightbot e mi sono rubato l'idea, perché è così che si fa, l'artista ruba l'idea e la mette poi in pratica e la cambia. 100 sub with me, meme Viz, ciao. Marco Tarantino top player, lo bot che è stato messo trequartista per avere più equilibrio, sì, Evelyn, but I still believe that ci voglio vedere Elmas là. Ci voglio vedere Elmas o ci voglio vedere Zielinski. Entrambi non sono punte. Mertens è quello proprio perfetto, perché quando poi siamo in difesa, lui è anche punta. Se la palla schizza, lui parte e può anche concludere. Cosa che può fare anche Zielinski e Elmas molto bene, no? Una palla vagante, boom. Lobotka non credo che abbia questo, però ha ispirato anche bene. Nel primo tempo un paio di lanci quando c'era ancora Insigne, Lobotka molto molto bene, palla, insomma la palla, il lancio, no? C'ha qualità, però
Non insisterei su questa cosa qua. Tra i due, Lobotka in questo momento per me è il vice Fabian. Dem Bakayoko è uno esperimento che vorrei rivedere, spiegando a Dem che deve mantenere un pochino di più, si è fatto troppo attirare per fare il pressing in avanti. Credo che si possa fare bene. Bakayoko è un altro. Non abbiamo finito le pagelle, vedete? Colpa mia. Ma piuttosto l'esperimento di Demme al posto di Moviola, Bakayoko è da ripetere con tutti i titolari o si boccia. Esatto, Massimiliano, stavo arrivando proprio a questo. Ci siamo, pum, trovati insieme. Scusate se becco il Medino che mi sa che vuoi fare lo tampo. Oh mamma mia. Insomma, sì, vorrei rivederlo assolutamente, anche in una partita dove abbiamo un pochino di più la palla noi e quindi vedere Demme col passaggio semplice e dinamico, più veloce nello smistamento rispetto a Fabian, quindi voglio rivederlo. Demme Bakayoko Cozielo davanti si fa sfacelli. Antonio Musella, non hai torto. Secondo me, vedete che anche con la panchina tutti questi ricambi ben assortiti tutti insieme ci possono dare grandi soddisfazioni. Noi li vedremo tutti, ragazzi. Qua si gioca una pressa all'altra. Non c'è dubbio che quest'anno quello che è il nostro di più, il valore aggiunto è la panchina lunga ed è giusto che sia così per una volta. Sostituto di Mertens, esatto. Forza Napoli, Ciro. Petagna ha per forza bisogno di un'altra punta vicino. Non lo so. Petagna sì, nel senso è meglio perché lui fa proprio questo. Fa tutto questo lavorone, no? Di attesa, di recupero palle e di attesa a far salire la squadra e poi lo devono aiutare. Petagna non è un finalizzatore in effetti, quindi sì, può fare il reparto da solo come unica punta, ma deve avere un sottopunta o una seconda punta a fianco. Levitan, buona giornata, buonanotte, grazie per essere passato. È tornato Minecraft. Abbiamo... Abbiamo buttato 80 milioni per una pattumiera. Mo' chi lo sa di cosa si tratta, a cosa si riferisce, non lo sapremo mai, vabbè. Con il Sassuolo Osimhen può fare male. È vero, Lionel, assolutamente. Vale, buonanotte e buon compleanno al nostro re Fabio Cafas. Thank you Cafab. Thank you so much. Buonanotte a te. E grande Diego, domani io non lo so se faccio un video di approfondimento, posso fare un video, faccio solo gli auguri a Maradona per 10 minuti, pure un video che voi vi vedreste, credo. Lozano è fondamentale a sinistra, Insigne è imprescindibile a sinistra, come si fa? Mr. Frank è un'ottima domanda, io insisto che Lozano anche a destra può fare male, lo ha dimostrato nelle prime due partite dove c'era Insigne, tranquillissimo, può fare il taglio alla Cagliacon perché gli piace attaccare la profondità, quindi lo può fare benissimo e può concludere a rete. Insigne lo cerca, eccetera, eccetera. In questo momento il problema non ce lo poniamo perché Insigne si è infortunato di nuovo e vorrei che stavolta take your time. We don't need Insigne too soon. Recover. Vedi, mano a mano che si avvicina la notte, a me esce l'inglese, sta uscendo così. Quiz time, perché no, ragazzi? Stanno morendo non colorati, lo so, lo so. A Brooklyn in questo momento sono le 7:30 di sera e tra un po' un amico mi porta un gatto, che non è mio, che gli devo guardare per 3-4 giorni. Quindi per questo, se bella e buona, mi devo fermare, vi avverto e ci fermiamo. Politano eccezionale, il tiro da fuori, assolutamente. Comunque non abbiamo finito le pagelle, va giù. E poi cioè, non ho fatto nessun editoriale e niente, magari domani faccio l'editoriale alla Chiariello, perché no? Dove eravamo rimasti? Credo 9 a Koulibaly, Mario Rui 6 più 6 e mezzo anche lui, non ha fatto cose straordinarie in attacco. Che sfortuna il calcio di punizione dove lui scivola al momento dell'impatto col pallone, tira col sinistro e il piede destro poi scivola sulla palla, su quella palla vagante. Osimhen, istinto del gol, bene, bene, quindi da una cosa negativa ne traiamo una cosa positiva, l'istinto del gol. Dammi il 4 a Mario. No, quale 4? No, almeno 6 e mezzo. Almeno 6 e mezzo. Ragazzi, una squadra che Real Sociedad, che è prima in classifica in Liga, in casa loro finisce con clean sheet. La difesa va premiata. Va premiata. Io
lascio un 5,5 a Dem perché è un po' meno di quello che mi aspettavo e do un 6 a Bakayoko per l'alternanza di cose buone e cose cattive. Bakayoko molto macchinoso oggi, ragazzi, moltissimo. E veramente mo rivaluto quasi un pochino il voto di Demme perché senza il dinamismo di Demme con Bakayoko così mi è sembrato un po' a terra fisicamente. Non so se la botta che ha preso anche nella partita col Benevento, ma l'ho visto molto a terra. Il fisico lo salva perché si mette davanti, può mettere il piede, anche se sta in ritardo, col piede ci arriva e può proteggere il pallone e quindi sono costretti a fargli fallo, altrimenti la palla non se la prendono. Però il tempo di girarsi, mamma mia, mi è venuto un pochino di magone. Domani sono in live da Neschio. No, Pablo, non ci siamo sentiti in questi giorni, non lo so. Se mi chiama, direi di sì. E quindi diamo 6, diciamo 6 meno Dem perché poteva fare di più, 6 pieno Bakayoko perché insieme a queste cose che vi ho detto ha fatto dei recuperi molto importanti e l'assist a Politano perché ragazzi, diciamo sempre quello che è, l'assist a Politano è un passaggio semplice di 1 centimetro dove tu devi stare là, devi capire che la palla gliela devi dare così, perfetta, in modo tale che Politano può scoccare il sinistro con la forza, con la precisione e bene così. Buonasera Angelo Nozzolino. Dato oggettivo, Napoli prima squadra a fare questo gol in questo stadio contro questa squadra, l'unica ad aver vinto. Dato oggettivo. E noi i dati oggettivi vogliamo. Perché ha annullato il gol a Osimhen? Perché Ernesto c'è stato il doppio tocco di Mario Rui sul calcio di punizione e chiaramente quando fai il calcio di punizione non puoi toccare il pallone 2 volte. È involontario ma non importa. Il centrocampo daria tutti un 5,5. Marat, sei cattivo, però non è sbagliato. Si può vedere anche sotto questo punto di vista. Dopo i due centrali passiamo ai trequartisti. Insigne io credo che avesse iniziato bene, poi dopo l'ho visto in palla, insomma, se sgusciante, gli è uscita di poco la prima azione. Mi sembrava veramente inutile dargli il voto, però sarebbe stato un voto positivo se avesse finito almeno il primo tempo. Lobotka dietro la punta è un po' una delusione. 5,5 anche lui, non me la sento. Ha fatto un sacco di lavoro sporco, quindi non va al 5. Però ti aspetti qualcosa in più sempre dal trequartista. Ragazzi, è una partita dove il trequartista era più un difensore perché noi non abbiamo tenuto la palla. Quindi questo è. Questo è fondamentalmente, voglio dire. Mentre Politano si prende 7, sì, qualcuno l'aveva scritto. Perché la sblocca lui, la porta a casa, sta in fiducia, come tira segna. È uno di quei momenti, sai, che i giocatori vivono e anche quando sulla deviazione segni vuol dire che stai bene. Angela, un abbraccio. Insigne avrebbe segnato, eh sì. Io direi comunque un 6 a centrocampo. Il Ringhio ha detto che sente solo la squadra. Ah, che bella Marco, bella cosa. Ma se non sbaglio, sì, mi si è incazzato perché hanno detto qualcosa alla madre. Napoli, non ho sentito questo dettaglio, anche perché io poi finita la partita stacco subito, devo fare l'editing per darvi la reazione e poi mo sto decidendo anche di andare live, quindi non ho sentito. Per me 7,5, col 4-4-3 siamo più stabili. Col 4-4-3 saremmo più stabili, Marcos. Intendi 4-3-3? O 4-4-2, fammi sapere. Da interista vedo un Napoli in lotta scudetto, bella squadra. Grazie Emanuel per essere passato. Il Napoli ci deve provare, nel senso siamo a punteggio pieno fino a prova contraria e quindi quest'anno abbiamo solamente una piccola defezione come terzino sinistro, per il resto non abbiamo mai avuto una squadra così completa. Se il Napoli si mentalizza e affronta tutte queste partite così bene, che sa quello che deve fare, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, perché no? Poi c'è l'imponderabile e l'imponderabile lo vediamo giorno per giorno, le positività, le squalifiche, qualche decisione arbitrale, perché no? Sono tutte cose da valutare, quindi è molto presto per parlarne, però io per quanto riguarda l'Inter, giusto così, insomma,
se Conte la smette di fare un po' il presuntuosetto e mette una squadra un pochino più logica nei giocatori, come sta l'errore che sta facendo anche Pirlo, l'Inter ha tutte le carte in regola per prendersi lo scudetto da mano alla Juve, perché come rosa è ancora più completa forse della Juventus. La Juventus ha troppi giovani, l'Inter ha giocatori più esperti, quindi puntano a vincerlo quest'anno. Se non lo vinci quest'anno devi rifondare, credo. Al momento il Napoli è squadra superiore alla mia Inter, voi siete squadra, noi dipendenti da Lukaku. La dipendenza da Lukaku, sì, noi dobbiamo vedere, sì, non hai torto, ma perché Lautaro non sta in grande forma secondo me, altrimenti l'anno scorso sì. Conte sta imitando Ancelotti, te lo raccomando. Insomma, giustamente Evelyn ci fa riflettere che Osimhen salterà solo il Rijeka, sì, perché doppia munizione, oltretutto sotto un certo punto di vista potrebbe anche esserci andata bene, perché sbaglio o il Rijeka poi si affrontano al contrario, no? Cioè adesso l'ultima partita sarà il Rijeka, poi il ritorno si ricomincia dal Rijeka e si fa al contrario. Insomma, comunque Osimhen l'avrebbe scontata con un altro cartellino giallo che andava in diffida. Si sarebbe saltato comunque il Rijeka. Meglio il Rijeka che saltarsi la Z o il Real Sociedad. Quindi, Luigi della Vecchia, non ti vedi? Cioè, qualcuno ti sta scrivendo, ma io non ti ho visto. Com'è possibile? Eccolo qua. Per favore, non parliamo di scudetto. Noi vogliamo il posto in Champions. Giusto, giusto. Purtroppo sono stato pungolato dall'amico interista e quindi ne ho parlato, ma Neschio sta dando di matto. A che livello? Ma sta live? Se sta live, vi immaginate se si potessero unire le due live? Diventa veramente un casino. Rijeka Napoli, Napoli Rijeka, AZ Napoli, Napoli Real Sociedad. Questo è il Fabio ci ricorda l'ordine delle partite. Io ho un'idea sull'Inter, Lukaku deve creare, continuare e finalizzare tutte le azioni. Lui e Andano salvano costantemente le chiappe alla squadra. Io insisto che sono io. Ernesto Massa sono io, forse, vabbè, non lo so. Comunque, sì, l'Inter secondo me deve smetterla di mettere Kolarov difensore centrale. Se hai Ranocchia, fai giocare Ranocchia. Non mettere attaccanti come sta facendo Pirlo. Basta, parliamo di Napoli. Abbiamo finito le pagelle? No, Lozano gli diamo un 6,5 per l'impatto difensivo. 6 a Osimhen perché comunque ha fatto tutto il lavoro, il famoso lavoro appresso. 5,5 va perché comunque l'ingenuità di protestare ci sta, è un peccato. Però salta il Riega, bene così, poi dopo torna con Riega e non fa niente. Il ragazzo è giovane, va bene così. E poi Mertens, l'impatto di Mertens, poca roba, ma ha fatto quel lavoro che doveva fare. Questa è la partita dove dovevamo farli riposare, ragazzi. Quindi, per le due live dovete andare su Twitch. Ah, ho capito, Losco. Ah, l'ho detto, adesso YouTube mi blocca. Sono curioso di vedere Zielinski con dietro Dem e Bakayoko. Cosa ne pensi? Ne penso bene, Andrea. È un'ipotesi che. Ah, le live le puoi unire se usi StreamYard. Ma comunque andrebbero sui due canali separatamente. Vabbè, no, sicuramente il mio computer esplode se provo a fare una cosa del genere. Valerio, se stai facendo la live su stream. Ho capito, sì, sì, sì. Sì, è chiaro. KK è illegale. Lucio D'Amato. KK è illegale. Assolutamente. È tornato ai livelli che conoscevamo. Non poteva essere altrimenti. Che Koulibaly un anno può sbagliare Koulibaly. Poi dopo speriamo si mantenga su questi livelli. Oggi era mostruoso. Mi va bene anche un pochino meno, no? Comunque resta il migliore della squadra. Quindi va bene così. Quiz time 613, che intendi? Aiutami a capire. Domande da parte vostra? O domande da parte mia a voi? Io non lo so fare questo lavoro. Atlas, grazie. Se perdiamo con il Rijeka mi taglio i capelli a zero. No, Ivel, non dire così perché la palla è rotonda.
KK con il fatto che gioca sempre è normale che qualche partita giochi sottotono è giusto, Alessandro. Io penso che è arrivato pure il momento che vedremo Ramani, a breve. E vediamo se possono far rifiatare anche lui. Potrebbe essere che contro il Sassuolo mi viene in mente vedremo Maximovic Manolas. Lobotka l'ho visto così e così, non mi è piaciuto tanto in fase difensiva, l'ho visto un po' spaesato. Mark Basile a che livello? A che livello? L'hai fatta? L'hai fatta grossa? Mark Basile, non vedo. Mark Basile mi ha detto check PayPal. E dopo controllo, amico mio, e ti faccio un video tutto dedicato. Grazie. Ehm, Secondo te il giallo Osimhen è giusto? Io credo sia stato esagerato. Si poteva. Molti arbitri fanno finta di non sentire, sinceramente. Mi fa paura Ciccio Caputo, anche a me. Gol di Manolas, sì. Neschio sta bestemmiando a Conte per l'infortunio di Lukaku. Ah, sei infortunato Lukaku. Ouch. Meglio Maximovic o Manolas nelle partite decisive? Che grande domanda, Angelo. Manolas, mamma mia, vedi, non so rispondere. Perché per me Manolas ha la personalità, il temperamento, ha più gol nella testa rispetto anche a Maximovic. Però Maximovic mi dà più sicurezza ultimamente. Manolas l'abbiamo un pochino sopravvalutato. Lucio D'Amato non si fa. Non si. Wow! Lo riesco a beccare questa. Ah, sta scorrendo troppo veloce la chat, ma la beccherò. L'ho beccato. Lucio D'Amato, eccolo qua. Top assoluto. Mamma mia, che cos'è qua? Che cosa stai facendo? La risoluzione ti garantisce la privacy? Ma ti ringrazio infinitamente. Comincerò a sparire. Mettiamolo un pochino più piccolo. Caffè. Questo è un caffè. Marat, ti posso fare moderatore a volo? Fammi vedere, perché io non sono in grado. Segnale, nascondi, aggiungi moderatore. Boom. Cioè si può fare a volo. È una cosa bellissima. Allora, è entrato a freddo, Manolas sempre stanco e scocciato quanto non lo so se sta scocciato, però c'ha un po' la cazzata incorporata ultimamente, mi dà meno sicurezza. Oddio ragazzi, anche Maximovic ogni tanto la cappellata la fa, però ci ricordiamo che quando il giro palla è lento, ottimo Maximovic, ottimo. Ottimo veramente e attenzione, Marco Basile veramente l'ha fatto ragazzi e io ve lo faccio vedere così. Ve lo faccio vedere così. Boom. 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 Mark Basile, un cantante. Voi non. Voi non capite, voi non potete capire, almeno, anzi, voi lo capite, solo che non lo conoscete. Quindi voi pensate che adesso io vi faccio i complimenti per la donazione. Non è così. La voce di Mark Basile è conosciuta nel mondo perché Mark Basile ha una voce che Joy Tempest solo negli anni 80. Ecco, l'ho detto. Ma I mean it. Voi non avete idea, cioè andatelo a cercare. Cercate Mark Basile in giro su Google, troverete roba veramente incredibile di rock, metal, ma anche soul. Questo è quello che ha Marco Basile. E nel frattempo Fabio Cafab non mi fa mancare il solito caffettuccio. Apprezzo tantissimo Fabian, sto affogando nel vostro supporto, ragazzi. Grazie assai, ma assai proprio. È un grande. Quanto siete belli, tutti blu. È arrivato anche Showtime. Domani alle 4 sono alla sveglia. Ragazzi, un bacio a chi deve andare a letto. Lo capisco. Gabriel Grimaldi insiste. Mamma mia. Ok, questa è una di quelle serate meravigliose. Dove sta? Dove sta? Fatemi fare. Mua! Che lui manda il bacio bellino. E quindi io affogo nella vostra
nel vostro supporto. Guardate com'è bello lo sticker. E ti metto qua. E va bene così. È un muro, sapete? Trump che vuole costruire il muro. Io a fuoco dietro. Posso alzarmi con la sedia. Posso alzarmi con la sedia tranquillamente. Come stanno andando i bot, amici? Va bene. Capisco invece Mark è mio cugino. Vedi, Brewer, vedi, vedi. I top player poi fanno parte tutti di una sola famiglia, di una grande famiglia. Tu pure sei un top player della tattica e della giurisprudenza. Quindi io su Nightbot non posso vedere giustamente le cose che stanno succedendo. Timeout non ce ne sono stati perché giustamente va bene così. Dopo che vince il Napoli. Va bene. Questa questa doveva essere una live test per capire anche la situazione dei comandi. Quali bot? Allora, Fabio, io sto cercando di... Vedete, ci sono dei custom comandi, no? I moderatori, Lioner, sono praticamente questi qua che vedete adesso in blu. Sono degli amici che mi aiutano a moderare la chat. In questo momento io riesco più o meno a leggervi tutti, però arriverà un momento, magari, speriamo, dove sarà difficile. Allora i moderatori mi daranno una mano a capire se ci sono per esempio persone che spammano link sbagliati oppure che insultano. I moderatori devono intervenire. Vedi, quiz time, gli amici bellini fanno le domande, tu rispondi leggendo. Vedi, vedi, i moderatori mi danno idee, i moderatori mi aiutano a notare le donazioni quando me le perdo e le domande più importanti. Ciao Valerio, sono nuovo nel canale, di cosa ti occupi negli USA? Giuzas, benvenuto, buon proseguimento. Valerio in chat, vado a lavorare con Springsteen. Tu sei un fan di Springsteen, io lo so, ti ho seguito. Un abbraccio Amy, grazie per essere passato. Negli USA io mi occupo di musica, mi sono trasferito a New York per fare il musicista, di musica non se ne parla e quindi si torna a parlare del Napoli. Per esempio, un'altra cosa che dovrebbe succedere come da bot, se io scrivo Forza Napoli così, così, in minuscolo così, il bot dovrebbe rispondere. Non lo so però perché il comando a volte deve avere un hashtag o qualcosa. Maximovic da rinnovare, un difensore di livello. Attenzione, Evelyn, mentre io parlo di cose che non interessano i bot, le cose, i CCP, i CCPT, tu mi parli di Maximovic e io ti ringrazio e ti dico è affidabile. È uno di quei difensori che se vuoi far riposare il titolare è affidabile ed è un potenziale titolare lui stesso. Non è detto che Manolas in questo momento probabilmente garantisce anche di più di Manolas. Sono d'accordo, assolutamente. Vedi, sulla cosa Forza Napoli non funziona il bot e quindi devo aggiustare questa cosa qua. In realtà il bot dovrebbe rispondere sempre, ma non ha funzionato. Allora devo capire se è un problema di punti esclamativi, perché se invece scrivo amore così, chissà. Vedi, allora il bot reagisce con hashtag amore, tu sei un amore amico belli, quindi chi scrive amore con l'hashtag così va bene. Allora il comando Forza Napoli devo trovare un modo per farlo funzionare, non lo so, poi dopo ci studio. Ramani penso che non lo vedremo nemmeno col Sassuolo. The Little Rabbit. Allora, io lo so, mi rendo sì, molti ci stiamo chiedendo questa cosa, ma l'abbiamo comprato per senza niente. Non è il momento, nel senso che anche io lo voglio vedere, è un nuovo acquisto. Secondo me può fare anche molto bene, è un giocatore ottimo. Però non ho fretta, nel senso che ho fretta di fare punti. Perché arriverà un momento in cui sei costretto a metterlo e là lo voglio vedere, non per scelta. Perché per scelta io poi, se le cose non vanno bene, ce la prendiamo con Ramani, parliamo di Gattuso, di turnover troppo esagerato, non c'era bisogno. Invece, se il ragazzo non è poi giovanissimo, ma comunque viene dal Verona, può fare la sua gavetta, eccetera, eccetera, c'è la Coppa Italia, non mi... capito? Lo voglio vedere in campo ma non ho fretta, ecco, perché potrà arrivare un momento in cui due di loro sono infortunati o squalificati e là saremo costretti a vederlo. Non c'è problema.
Non c'è problema. In questo momento Ramani, quarta scelta, è un grande lusso. Rivoglio Zielinski, fatemi sta carità. Zielinski, cioè, non ti preoccupare, Giovanni, che secondo me lo vedremo anche. Può essere anche titolare col Sassuolo. Maximovic aveva bisogno del rinnovo per giocare meglio. Fabio ha rinnovato? È finita questa manfrina? Fammi sapere. Si è fatto 3-4 anni senza fare una partita, arriverà il tempo di Ramani. Vedi, Angelo ci ricorda questa cosa qua. È giusto. Maximovic è stato addirittura mandato in Siberia. Quindi sì, va bene. Cosa ne pensi di Di Lorenzo esterno adesso nella 4? Una buona soluzione quando stai vincendo e ti vuoi coprire un pochino. Di Lorenzo ti garantisce comunque una buona spinta, qualche cross te lo può mettere, può anche andare a chiudere perché il colpo di testa ce l'ha. Se tu c'hai Insigne che meglio di Lozano perché Lozano ci ha provato un paio di volte a metterla al centro, non è stato precisissimo. Insigne c'ha il piede più delicato e quindi anche lì Di Lorenzo può andare a chiudere, perché no. De Zebri è punto per una grande squadra. Vediamo che fine fa questo Sassuolo. Sono serviti un paio d'anni per fissare gli automatismi. Io credo che come con Sarri questo tipo di gioco qua lo puoi fare solo con squadre che si buttano nel fuoco per te e decidono tutti quanti di fare anche di giocare 10 di loro tutti quanti nella propria area, passarsela finché non escono puliti dalla cosa. Non è facile. Con Sarri, per esempio, alla Juventus questo è fallito. I giocatori si rifiutavano di imparare su questi automatismi. Se De Zerbi va in una grande squadra li deve convincere, non so a livello di personalità se ce l'ha, a convincere a dire si gioca così, anche se prendiamo gol continuiamo a giocare così. È una scelta, un po' anche la scelta di Gasperini. Paga, non paga, dipende. Vale, ogni tanto va via il collegamento. Angela, sono costernato, probabilmente è roba di wifi. Quanto stiamo soffrendo secondo te? Ci sarebbe un cambio trequartista per difensore centrale? Difendiamo con 5-4-1 con tre difensori centrali. Lionar, non credo che... No, non credo che Gattuso lo voglia fare e capisco perché altrimenti se fai così lanci il famoso messaggio ai giocatori di paura, cioè tu da condottiero della squadra se stai mettendo un difensore in più vuol dire che c'hai paura proprio della squadra avversaria e rischi di abbassarsi troppo. Se ti abbassi troppo dai campo all'avversario per fare azioni più pericolose. Quindi per me 4-2-3-1 è il modulo di quest'anno. Anche oggi, attenzione, questa è importante, questa partita è importante per questo. Anche oggi che è venuto a mancare, che si voleva far riposare Mertens, quindi noi avevamo un trequartista vero e proprio, non siamo passati al 4-3-3 come molte dicevano, anche se la grafica di Sky. No, abbiamo adattato Lobotka praticamente attaccante sotto punta pur di rimanere con questo 4-2-3-1 che in fase di non possesso è un 4-4-2 a tutti gli effetti e si sta lavorando su questo. Ragazzi, questa era un po' anche l'idea di Ancelotti, Ancelotti faceva la costruzione quasi a 3, ma si partiva sempre da un 4-4-2, poi in costruzione prendevano posizioni stranissime i giocatori e ti ritrovavi Lozano punto centrale, Insigne punto centrale, roba brutta. Però Gattuso secondo me ha trovato un equilibrio adesso con il 4-4-2 e dovremmo secondo me insistere per far prendere bene gli automatismi perché anche Mertens lo disse, stiamo ancora imparando. Complimentiamoci con tutti gli amici che ci seguono visto che sono molto educati. È vero, Maratas, a proposito, in Italia, cioè è più 5 in questo momento perché l'ora legale, l'ora solare. Quindi in Italia qui sono le 20, da voi sono le 25, quindi vuol dire che è l'una di notte? Un bacio Giuseppe, grazie. Quindi se è l'una di notte e voi state tutti quanti qua, io veramente non so che dire. Siete fantastici, ne capite di calcio, siete educati, siete supportate, Il Milan si sconfierà. Guarda Marco, credo che il Milan
non voglio tirare i piedi perché si stanno comportando molto bene, ma potrebbero fare la fine della Lazio. Ricordiamoci la Lazio l'anno scorso, schiaccia Sassi, la Lazio è l'anti-Juve, la Lazio quest'anno vince lo scudetto. La Lazio completamente morta. Causa Covid, causa rosa corta, va bene. Il Milan in questo momento sembra che stia dando modo alle seconde linee di crescere appresso a Ibra. Stanno facendo un ottimo lavoro. Se resistono, resistono. Non lo so. Senza Ibra è una squadra normale. Io sono d'accordo su questa cosa qua. Anche una squadra normale può vincere se giocano bene. Non fanno un calcio straordinarissimo. Però hanno anche delle buone individualità. Diaz è forte, Hernandez è forte, Benasser io lo adoro, che sì, fa il lavoro alla Bakayoko, e insomma, Çalhanoğlu, hanno dei buoni giocatori, non fenomeni. Anthony dell'Ajax, Alessandro Dolce, è un altro livello, per esempio. Qua stiamo parlando di un livello che purtroppo ce ne siamo accorti, io me ne sono accorto troppo tardi. Sicuramente gli occhi di tutte le top squadre di tutti i campionati già se ne sono accorti e l'Ajax farà un'altra grossa plusvalenza. Ovvio che siamo educati, siamo una società seria. No, questa è veramente una cricca, la cricca degli amici bellini, io non ho parole, veramente. Adesso bisogna vedere la bravura di Conte non avendo Lukaku. Ma alle volte, quando ti manca il giocatore e hai la formazione obbligata, alle volte è meglio perché non devi fare scelte. Allora deve giocare per forza, per esempio Lukaku Sanchez, deve far giocare trovare un posto per Eriksen e allora magari senza la scelta va bene a lui. Vedete un po'? Bakayoko tecnicamente non vi convince, tecnicamente è lento, non ha un grande lancio, è tutta fisicità Bakayoko Wayuu. Ce ne siamo accorti, abbiamo fatto l'approfondimento, abbiamo fatto un video specifico sulle caratteristiche di Bakayoko. Bakayoko si deve mettere là, boom, non passi. Palla a lui, boom, si mette di schiena, non me la prendi. Ti proteggo Fabian, proteggo quegli altri sui calci piazzati. Quello è Bakayoko. Poi il passaggio breve alla Dem, il passaggio semplice lo sa fare, lo può fare, lo deve fare. Se si sveltisce, se sta bene fisicamente, meglio. Oggi l'ho visto un pochino a terra, però partita da 6, da combattente. Non da combattente alla Gargano, all'Allan, da combattente, boh, ripeto. Malqui fuori dai radar. No, Malqui credo che non sia in lista Europa, perché le coppie erano Gulam, Rui, Di Lorenzo, Yusai, visto che Yusai può fare entrambi i ruoli. Re West, Brewer, che stai facendo? Stai variando? Stai facendo delle prove col moderatore, col Nightbot? Riscriverlo, Vale ha risposto sul rinnovo di Maximovic, ma hai saltato il messaggio. Oh cacchio, Fabio, scusami. Vado a recuperarlo, ovvio che siamo educati, questo era quello che avevi scritto prima. Vediamo se riesco a recuperare la chat, veramente va velocissimo. Ti ho scritto sul rinnovo, quindi hai ripetuto questa cosa qua. Torno ancora più indietro. Fabio, ti ho scritto sul rinnovo. Hai ripetuto, ti ho scritto sul rinnovo invece di ripetere il rinnovo. Ripetevi quel messaggio. Ok, 2 milioni e 600 mila hanno chiuso, ma credo annunceranno prima il rinnovo di Rattuso e poi Maximovic e Yusai. Su Yusai non sono d'accordo. Request. Fammi sentire il 6 corde. Ah, ecco. Sì, in chiusura lo facciamo, Brewer. Ho recuperato il messaggio, Fabio, finalmente. 2 milioni e 600 mila ben pagato. Secondo i miei calcoli è ben pagato. Questo era un altro personaggio che facevo sul gaming. According to my calculation. Questo qua con gli occhiali c'ha sempre la voce un po' nasale. Però senza fare stupidaggini. Sono un pochino stanco, ragazzi. Io non voglio trattenere. Sono stanco io. E immagino che siate stanchi. Cioè, se sono stanco io, immagino voi a luna di notte. Quindi, Salberani, Rinde e Chiaretti ci sono andati. Esatto, perché sono andati nelle chiavette che non riuscivano a sbloccare
A 150 like, una solo di tot secondi di basso, Marat. Sai, è difficile arrivare a 150 perché siamo 113 in questo momento e 119 mi piace perché qualcuno è andato a dormire e giustamente io non posso fare le cose alla neschio, non ho i numeri, però Saverio solito, è un poco Saverio solito. Vediamo quanti mi piace sono in chat. Possiamo arrivare a 130 forse? Ci saranno una decina di voi che si sono dimenticati. Vediamo. Vale Lobotka proprio non mi convince, è come il fan di un gruppo rock che aspetta 10 anni per vederli suonare dal vivo e poi finalmente va al concerto. Ah. È bellissima è bellissima il paragone, diciamo, questa metafora. Lucio. È così. Lobotka è un giocatore strano perché non è proprio un trequartista, è più un centrale. Da mezzala può funzionare, però è proprio, secondo me, è proprio un centrale di centrocampo. Il Napoli cercava il centrale più alla Demme per trovare l'equilibrio. Adesso ci stiamo affidando a Fabian perché ha più qualità. Bisogna dirlo, alla fine è più lento, però... Ah, siamo arrivati a 126, allora sta salendo. Va bene. Lobotka è un mediano, l'ho messo... Ma infatti, oggi cerchiamo di non giudicarlo Lobotka perché era un ruolo non suo, si è adattato appunto a quasi seconda punta. Non... aspettiamo che possa giocare una partita al posto di Fabian con Bakayoko a fianco, ecco, lì voglio giudicare il vero Lobotka. A due nel centrocampo, palla a noi e vediamo se illumina un pochino la manovra perché mi sembra svelto di pensiero, non è lento, è più veloce di Fabian, quindi secondo me in qualche partita ce lo ritroveremo. 129 mi piace, allora un altro mi piace e prendo il basso. Non è detto che suono, ma lo prendo, lo prendo. Amico Bellino, ci vorrebbe però una solo per il compleanno di Diego. Vedi? Ah, 130, ci siamo. Ci siamo, allora ci siamo. Se ci siamo, io però, io devo fare in modo. I've got mail. I've got mail, dear Luigi, ma allora... ma quanto si bella. E allora là solo è inevitabile, è inevitabile perché vedete bene gli amici di PayPal, Luigi della vecchia, non posso fare screenshot e roba varia, però, prendiamo il basso e vediamo, però mi dovete dire se si sente perché io non sento niente. Cioè sento, però va a finire che qua c'è un riverbero incredibile, quindi calma. Calma. Non ero pronto per fare questa cosa qua, mi servirebbero delle cuffie, ma si sente? Però non mi vedete perché ci sono tutte le donazioni, allora Slap, finger style and tap. Ah. Aspetta, fatemi organizzare. Ma qua sta diventando un canale. Sta diventando un canale di musicisti e di apprezzatori della musica. Perché voi siete gli amici bellini. Questa è la verità. Quando uno è amico bellino, mettiamo Luda al posto della ragazza. Copriamo anche gli amici bellini, ma perché no? Ok, si vede un pochino meglio. E quindi questo è lo slap. Però non sento un cazzo, quindi veramente vado un po' in difficoltà a fare senza... E devo anche ricordarmi di non suonare melodie conosciute, altrimenti YouTube mi frega.
perché mi viene in mente una canzone e non devo assolutamente suonarla. I Soppaz, com'era i Soppaz? I Soppaz, non posso suonare cover, amici. È un canale culturale. Ragazzi, io vi voglio bene, veramente, perché voi che mi chiedete musica nel canale del calcio, per un musicista che è appiedato e che non può suonare, Ivela, Evelyn, grazie. E si sente pure l'ambulanza che mi sta venendo a prendere. Suona un tuo brano. Eh. Mi devo organizzare e vi prometto che organizzo con le basi, perché suonare solo basso diventa un po' complicato, però il basso giustamente è anche un po' trasparente. Ma mi organizzerò e facciamo, visto che siamo tra di noi, voi sapete in anteprima, a 5.000 faccio la donazione delle tazze, delle magliette, eccetera, eccetera, ma a 4.000 iscritti, poi lo farò dire a Valerio Solido, facciamo una live con anche richieste musicali e facciamo una roba un pochino speciale che è solamente qua, perché qua usiamo il Napoli e va bene, siamo appassionati della tattica, però se ci piace anche la musica, perché no? Non sono riuscito a comprare la tazza, Fabio, come mai? Fammi sapere. Ragazzi, se avete dei problemi sullo store, voi dovete scrivermi in privato, ci sono sempre le mail e le cose varie. No, 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 non si fanno gli inni, non si fanno gli... Un giorno all'improvviso com'era? Non me la ricordo. Però era un fatto maggiore. Ma in realtà un giorno all'improvviso basta, perché è un'altra epoca, dobbiamo avere un nuovo inno, dobbiamo avere nuove emozioni, quando i tifosi potranno tornare allo stadio ci sarà una nuova musica, una nuova roba. Bel suono pastoso, non c'è male, Brewer, qua devo anche cambiare un po' le corde. Però apri un canale per fare cover, così nel caso non ti buttano giù il canale. Ah, vedi, perché lì si possono fare, Sei musicista, cantante o solo musicista? Canto anche ogni tanto qualcosina, ma solo per soldi. Canto roba solamente quando mi pagano bene. Per esempio, quando ci sono le feste private e dicono: ma qualche canzone italiana? Io dico: io veramente sono italiano, ma veramente? Ma allora canta, ma pagate. E pagate, come diceva Troisi, pagate. E io volete che si sposta l'oggetto, il divano? Pagate. E io canto anche Despacito. Ricordate Despacito? Ma non lo faccio adesso, assolutamente. Senza Bano non si cambia. Esatto, Banesia prima di tutto, dopodiché uno le fa. Ragazzi, io vi voglio bene da morire e veramente devo andare perché ho ricevuto, vedo in sottofondo, il messaggio del mio amico che sta arrivando con il gattino. No, non sono Flat Wound, sono galli nuove, sono le galli... non mi ricordo come si chiamano. Avete fatto un errore a mettermi il basso in mano, perché sennò vado in... Quindi vi abbraccio, grazie per il vostro notturno supporto. A questo punto, visto che mi avete messo il basso in braccio, vado a suonare il basso. Quando arriva l'amico col gatto faccio un video
e vi faccio vedere anche il gatto. Vi voglio un sacco di bene e ci vediamo domani perché domani ci sarà qualche cosa o non lo so, se approfondimenti, qualcosa da dire la troviamo e io non vi lascio mai, 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 mai da soli. Metti Koulibaly nel green screen, perché no? Lo trovo, vediamo un pochino. Koulibaly che merita, merita oggi la copertina, hai ragione, amico mio, eccolo qua. Abbiamo trovato una foto dove lui sorride e lo metto qua. Ah, però lo devo mettere dietro, quindi a livello di programma si fa così, vedete come scompare dietro, finché non compare davanti. Mamma mia, è difficile, però io faccio tutto live perché voi sapete di cosa si tratta. Ecco qua, è dietro di me. Ma Koulibaly dietro di me è pericoloso, quindi quando fate questa cosa così, ah, vedi? Perché non sai mai Koulibaly che cosa riguarda e quindi io vi abbraccio e con un poco di paura nel cuore vi dico un segreto che quando in realtà voi, capito,